articolo intitolato I Veneti e l'Automotive, dal Montero all'Alfa Romeo. È il primo dei 4 articoli. L'articolo se está escrito è digitalizzato da Lunaro Veneto. Digitalizzazione del testo del luglio 2021 del Lunaro Veneto. La riproduzione autorizzata dall'Accademia della Buona Creanza. Vado a leggere l'articolo. Dal Montero all'Alfa Romeo. Ugo Gobato è stato un ingegnere e direttore dell'azienda Veneto. Nascesto al Palo del Montero, dopo aver studiato a Treviso e Vicenza, si laureò ingegnere meccanico e elettrotecnico in Germania all'Università di Zwickau nel 1909. Dopo aver lavorato per la Fiat a Torino, è stato direttore generale dell'Alfa Romeo a Milano tra il 1933 e il 1945. In pochi anni, sotto la sua direzione, risollevò e rilanciò il prestigio della casa del Bisson, tanto che il celebre imprenditore americano Henry Ford, nel 1939, gli aveva detto di persona: quando che vedo un Alfa Romeo, mi cavo il cappello. Gobato è stato colpito a tradimento nel 1945, dopo che era stato proclamato innocente per ben 2 volte nei processi che giudicava la sua condotta durante il regime fascista. Nella descrizione del video darò a mettere il link dell'articolo nel Venetica blog. Dunque, se vi piace l'articolo che ho esisto, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Al prossimo articolo in lingua veneta.